la mia partecipazione ai laboratori autobiografici sono stati per me una scoperta veramente enorme, perché non immaginavo potesse esistere un luogo dove poter esprimersi in totale libertà. In totale, diciamo, in un ambiente, in un contesto assolutamente protetto. Quindi non è solo la libertà di pensiero, la libertà di poter dire tutto quello che ognuno di noi porta dentro, anche quel bagaglio irraccontabile, o quello che si confida soltanto alle persone care, a pochi eletti, insomma, a poche persone che riescono a capirci. Ma soprattutto, diciamo, una situazione protetta. Io sono una persona molto chiusa, molto introversa, è difficile che esprimo i miei sentimenti, che esprimo i miei pensieri, le mie ansie, le mie preoccupazioni. E invece in quel contesto, nonostante io fossi in una situazione con persone assolutamente a me estranee e sconosciute, si è creato proprio questa atmosfera serena, accogliente, ovattata e protetta. E Orazio Valastro, il conduttore del laboratorio, ci ha tenuto molto a rafforzare questo, diciamo, valore di spazio in piena libertà, senza giudizio, senza la paura che quello che noi abbiamo raccontato in quel contesto possa venire raccontato all'esterno. E quindi quasi uno spazio materno, anche se forse è un po' troppo grossa questa parola, ma uno spazio di accudimento e di accoglimento materno, dove qualsiasi nostra emozione, qualsiasi nostro vissuto, bello, brutto, raccontabile, irraccontabile, poteva trovare il suo spazio per esistere. E questa cosa ha creato dentro di me proprio un senso di ribollimento, per cui ho tirato fuori delle cose che nemmeno io pensavo esistessero dentro il mio vissuto, di cui non avevo nessuna consapevolezza, almeno a livello cosciente, e che invece attraverso le parole hanno preso vita autonoma. Si sono andate a costituire, a conformare in un racconto, in una storia di vita, che era quella mia, quella dei miei antenati, quella di un ambiente, la Sicilia, diciamo, del post-guerra, con una cultura ancora contadina e con tutti i pregi e i difetti della nuova classe sociale che si andava a costituire, e ogni personaggio si è preso quasi in autonomia il suo spazio. È come se io non avessi fatto altro che essere un trascrittore di cose che venivano fuori in maniera automatica, in maniera naturale, come un fiume in piena, che scorreva liberamente, le parole si mettevano una dietro le altre, gli episodi si mettevano uno dietro l'altro. Quindi, diciamo, le cose che ho tirato fuori in questa esperienza hanno avuto veramente un effetto di grandissima catarsi e anche di grande presa di consapevolezza, di coscienza di me, dei miei vissuti, dei miei traumi e anche delle storie degli antichi, delle storie degli altri, delle responsabilità mie e di altri, come se ogni casella avesse trovato il suo posto. La cosa che mi ha più emozionato e più colpito, sia nel laboratorio che anche nel premio, è che si è creata quasi una comunità di anime affini. Queste anime le ho trovate sia dentro il laboratorio, con persone che non conoscevo, di cui non avevo nessuna conoscenza, insomma, dei loro vissuti, delle loro storie, però ho sentito subito una grande affinità, come se parlassimo lo stesso linguaggio, il linguaggio della poesia, il linguaggio della sensibilità, dell'ascolto reciproco, dell'accoglimento e dell'accudimento reciproco. E questa sensazione, questa esperienza è continuata anche nel concorso e poi nel premio Trinacria. La cosa bella che mi è rimasta è proprio la sensazione che al mondo esistono delle nicchie, dei posti riservati, protetti, poco conosciuti, dove alle persone è dato modo di poter essere se stesse, di poter essere quello che sono e di poter esprimere questo se stesso in totale e piena libertà. E un po' questa è tutta la mia esperienza con Trinacria, per cui con i laboratori di scrittura autobiografica e con il premio Trinacria, per cui io ho una forma di legame, una forma di affetto con questa associazione, e quando posso, quando sento che c'è qualche attività, corro, perché è un momento proprio di relax sia per il mio cervello che per la mia anima.
un momento in cui la mia anima trova quiete e soprattutto si rilassa, non ha bisogno di indossare l'abito buono che utilizziamo tutti i giorni per presentarsi nel mondo esterno, ma si può permettere il lusso di essere quella che è e soprattutto di dirlo, di poterlo raccontare, di trovare le parole, i modi, i tempi, i ritmi, le atmosfere per poterlo raccontare. Questo è quello che insomma ho da dire su questa esperienza e spero che sia sufficiente, perché anche se l'ho espresso con parole povere, con poche parole, ma il peso e la forza e la potenza di tutto questo non è poca.